Tutti parlano di liste d'attesa per la sanità e per le prestazioni sanitarie. A mio modo di vedere si parla troppo poco invece di liste d'attesa per le RSA. Gli anziani, la popolazione invecchierà sempre di più e questo è un dato di fatto, ma il sistema è in crisi già oggi, quindi non è possibile non affrontare seriamente questo tema. Le liste d'attesa sono un problema in tutto il Veneto, ma c'è chi punta il dito su un altro sistema che scricchiola da tempo, quello del sociale, quello degli anziani. In un Veneto sempre più anziano si tratta di un problema tanto attuale quanto in prospettiva. Abbiamo poco più di 33.000 posti letto in questo momento nelle RSA e abbiamo già una lista d'attesa di oltre 10.000 anziani. Dietro questi numeri ci sono famiglie che attendono una risposta, a volte devastate, che non sono in grado di sostenere un'assistenza domiciliare, ma non per cattiva volontà, ma per mancanza di strumenti, di tempo, di capacità, per la complessità delle situazioni da affrontare. E abbiamo anche un problema anche di anziani ospedalizzati tante volte che non riescono a accedere a un percorso di dimissioni protetto. La domanda a questo punto è: cosa si può fare? Va rivisto, a mio modo di vedere, anche semplificandolo nelle procedure, il piano regionale per la non autosufficienza, perché anche laddove si riesce a individuare un posto in un RSA, però il problema sono delle rette insostenibili. Per un anziano che guarda con poca speranza alle liste d'attesa delle case di riposo, c'è un giovane che sbircia le offerte di studio e di lavoro all'estero. Questa è una vera e propria emorragia. Negli ultimi 10 anni si calcola che oltre 100.000 giovani abbiano lasciato il nostro territorio. Andarsene è anche una cosa positiva, perché se poi uno avesse la possibilità di rientrare, torna straordinariamente arricchito con un bagaglio di conoscenze, di competenze, di esperienza che potrebbe davvero portare ricchezza alla nostra comunità. Il problema è che non rientrano perché non sono nelle condizioni di rientrare. Questo a me genera un grandissimo rammarico.